Missioni di Marca, la forza e la determinazione di due imprenditori del Veneto in aiuto di chi fugge dalla guerra e di chi resiste nei territori occupati. Vito Battistuzzi, con i suoi 6 viaggi fino al confine con la Battistuzzi Autotrasporti, è riuscito a portare a casa insieme alla sua squadra oltre 450 rifugiati, donne e bambini arrivati a Conegliano che in Veneto hanno trovato rifugio. Quando siamo arrivati lassù, io mi ricorderò sempre alle 6 del mattino, quando è iniziato le prime luci dell'alba. Io e Roberto ci siamo guardati e avevamo tutti e due le lacrime. Sinceramente è stato un momento difficilissimo, abbiamo avuto per fortuna il conforto di alcune persone che ci hanno telefonato, addirittura il questore di Conegliano, il sindaco di Vittorio Veneto, una persona eccezionale, mi ha aiutato e ci avrà telefonato 3-4 volte al giorno, Antonio Miato, bravissimo. E lì abbiamo avuto un po' il conforto perché effettivamente avevamo avuto un momento un po' difficile. Quello che mi ricordo, immagini che mi ricordo che mi rimangono ancora anche adesso, è questi papà che portavano le famiglie, le donne, i bambini per salire in pullman con noi e poi piangevano quando noi siamo partiti col pullman, che hanno disegnato un cuore sul finestrino del pullman e baciavano i bambini attraverso il vetro. Immagini che penso mi rimarranno per sempre. Ne parlavo anche con Roberto l'altro giorno, l'autista che mi ha accompagnato sul primo viaggio, e veramente ne parliamo ogni tanto per pochi minuti perché veramente è rimasta una cosa che psicologicamente ci ha segnato. La prima volta che sono andato su io, appunto quella del 27 di febbraio, erano 40 bambini e 32 mamme, quindi parecchi, insomma. Potremmo essere noi. La cosa che capisci subito quando li vedi già ancora quella mattina che siamo arrivati su è che proprio sono gente comune, cioè potremmo essere noi, e quello che percepisci subito appena arrivate queste persone. Mi ricordo sta prima mamma arrivata alle 3:30 del mattino, la prima che ci ha battuto alla porta del pullman con questo bambino di 2 anni, cioè ti rendi conto che queste sono persone che erano lì a casa tranquille come siamo magari noi, e in pochi secondi ha dovuto andare fuori, cioè prendere il giubbotto appeso alla pendiabiti e andare via subito, cioè ti rendi conto che è questa la situazione. Pochi giorni dopo da San Biagio di Callalta partiranno 6 bilici carichi di beni di prima necessità, farmaci, materassi. A capo della spedizione Antonio Tiveron, titolare della Mand Group. Le sirene antiaeree continuavano a suonare e quindi si capiva che c'era una situazione di pseudo normalità, che tutti provavano ad avere questa normalità, ma che dietro c'erano delle situazioni poco chiare. Quello che ho visto là non lo auguro a nessuno, perché giustamente nessuna persona nel 2022 dovrebbe vivere in quelle condizioni. Possiamo avere idee e, come si può dire, progetti diversi, ma bensì questo non deve mai portare alla guerra. Io penso questo perché oggi come oggi la mancata comunicazione porta a divergenze, però mai arrivare alla guerra. Quindi io auguro che questa guerra qua finisca molto velocemente, sia in primis per le persone e le famiglie locali, ma un po' per tutto il mondo. 2 storie di pace e di speranza. Accanto a Vito e Adriano la disponibilità all'ospitalità di centinaia di famiglie, imprenditori, la mano tesa delle ULSS e dei comuni. Sono già arrivati in Veneto oltre 13.500 rifugiati. Il numero di tessere sanitarie rilasciate è di 12.446, oltre 22.000 i tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza.